Una discussione per futili motivi, poi gli insulti, le minacce ed infine dalle parole ai fatti l'aggressione con coltelli e punteruoli. È accaduto la sera di domenica a Resana, nel bar storico gestito da una giovane ragazza. Si trovavano diversi avventori sia italiani che un gruppetto di romeni. Ad un tratto entrano due fratelli gemelli di etnia rom. Senza motivo iniziano ad insultare la barista ed i clienti. Inizia un litigio. Sono gli stessi romeni che chiedono ai due di andarsene, ma loro non sentono ragioni. La discussione degenera tanto che vengono portati fuori con forza dal locale. Tutto sembra finire così. I gemelli sembrano allontanarsi, in realtà tornano a casa, prendono le armi e con un complice raggiungono i romeni che usciti dal bar si erano ritrovati in piazza De Gasperi. È un attimo, uno dei rom si avvicina al rumeno di 35 anni e senza esitare gli sferra un colpo al fianco. L'uomo cade a terra, l'amico 31 anni, connazionale, cerca di aiutarlo ma viene raggiunto anche lui da diverse coltellate. Alcuni passanti chiamano i carabinieri e l'ambulanza, gli aggressori fuggono. Portati in ospedale a Castelfranco, per uno dei feriti la prognosi è riservata, ha subito la perforazione dell'intestino, l'altro ne avrà per una decina di giorni. Sono gli stessi cittadini che danno una descrizione precisa dei malviventi. Una collaborazione importante, ci dice Salvatore Gibilisco, comandante dei Carabinieri di Castelfranco. È fondamentale la collaborazione della gente, questo bene prezioso che non è mai troppo. L'accusa è grave, lesioni personali gravissime e porto abusivo di armi atte ad offendere. Per uno dei gemelli, con precedenti penali, potrebbe configurarsi anche il tentato omicidio. Intanto a Resana c'è paura. La giovane barista chiede di non essere ripresa. Nel suo bar un manganello. Lo guarda e sconsolata ci dice che dovrà trovare qualcosa per difendersi. Più controlli? Le chiediamo. La risposta è disarmante. A cosa serve se poi la legge li fa uscire?